Scatman's World. Comandone veneziano. Allora, parliamo di MotoGP. La realtà e la verità è tutto su questo gioco che volevo fare alla grande, invece non ho potuto fare. Allora ragazzi, ho riprovato, l'ho installato, ho cambiato hard disk, l'ho messo sul disk, è stato solido, l'ho ricambiato, ho cancellato tutti i file di MotoGP presenti sul PC, sia quelli visibili, quelli nascosti dalle cartelle, cioè niente da fare. Il gioco non mi salva, non mi salva e non mi salva. Cioè io non lo so perché, il gioco è nato male, è così. Purtroppo non ho la Play 4, quindi non posso prenderlo per Next Generation, e spendere 70 euro per un gioco per Xbox 360, sinceramente, anche no. Quindi ragazzi, purtroppo la realtà è questa, che non posso fare MotoGP, mi dispiace non tanto di più. E niente ragazzi, sarà per il prossimo anno, che lo comprerò sicuramente per console, per sicurezza, e niente, veramente è un dispiacere gigantesco, ma purtroppo capitano queste cose, a me poi particolarmente sono molto fortunato per queste cose. E niente ragazzi, che altro dire? Spero veramente di, insomma, non vedo l'ora insomma, di giocare a Formula 1 nuovo 2014, perché con quello sarà sicuramente, visto che non ho potuto fare MotoGP, voglio puntare tanto su quello, perché sarà sicuramente un gioco devastante, che se non sarà Next Generation, perché quello Next uscirà nel 2015 da quello che ho capito, però comunque riprenderò tutti e due, così da avere la prima parte con quello vecchio e la seconda parte con quello nuovo. Ma buon raga, mi dispiace tanto, MotoGP era un gioco fondamentale per il mio canale, ma purtroppo è nata così. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.